Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, ben ritrovati in questa mattinata, pronti ad andare un po' a capire come andrà questa giornata, in compagnia sempre di me, Maria, e delle stelle di Radio.0. Pronti a partire? Iniziamo subito con le novità e partiamo dai nostri Ariete. Frenati dal transito della Luna in Capricorno, potreste dovervi scontrare oggi con un'opinione diversa dalla vostra aia, ma non per questo cambierete idea, lo sappiamo. Fatica a tener testa a un collega quasi irremovibile? Forse è meglio non insistere oltre, per ora. Toro, oggi siete graziati dal trigono lunare con Marte, potete prendervi al risveglio qualche bella rivincita quindi nei confronti dei vostri avversari, avete grinta da vendere, questo vi permette di scherzare con il fuoco, ma attenti a non bruciarvi, ve l'abbiamo detto, Gemelli, anche se non siete troppo in vena di romanticherie, ma quando lo siete, un po' di gentilezza non guasta, specialmente se una richiesta vi viene fatta per piacere, amorose questioni da risolvere vi preoccupano un po', fortunatamente avete un team con cui collaborare. Cancro, con la luna nel testardo Capricorno faticherete non poco nel preparare la vostra festa di compleanno. Chi fa da sé fa per tre, dicono, ma che sfacchinata. Non siete stati precisi con gli ordini questa volta, ma tranquilli, una torta sbagliata non rovinerà di certo la bella serata. Non vi complicate troppo la vita voi amici del Leone con problemi che in realtà non esistono. Sfruttate la tecnologia a disposizione laddove potrebbe rendervi la vita più facile. Non limitate poi la vostra sfera d'azione a meno che un amico non ve lo chieda in modo molto gentile. Vergine, voi siete pratici e realisti, vi conosciamo ancora di più con l'astro notturno nel concreto Capricorno. Evitate però giri di parole e andate dritti al nocciolo della questione. Con il vostro apporto oggi sbroglierete un'intrecciata matassa per fare chiarezza e portare luce ovunque. Siete voi oggi salvatori della situazione. Bilancia, verve piuttosto spenta per voi, non brillate molto, colpa della disarmonia lunare, vi potete arrabbiare con la luna o di una piccola distrazione in cui non volevate in realtà incappare, è stato uno sbaglio. Non siate giudici troppo severi, nemmeno quando si tratta di voi stessi, mi raccomando, amatevi per quello che siete e per quello che sapete fare, il resto lo possiamo imparare. Scorpione, voi se avete la possibilità di prendervi qualche giorno di vacanza, come vorremmo fare noi, ritempratevi con lunghe passeggiate nella natura. Favoriti dalla luna, e lo siete, vi sveliamo gli ingredienti principali del vostro successo, sono concretezza e determinazione. Momenti alterni da vivere per i nostri Sagittario, il senso pratico potrebbe in più di un'occasione venire meno oggi, attenzione, niente di preoccupante però, saprete rimediare presto. Se vi sentite invece in trappola dovrete ascoltare la quadratura lunare a Nettuno, provate a evadere, non lo diciamo a nessuno. Capricorno, in questo momento beneficiate di un'ottima intraprendenza grazie alla luna, l'abbiamo detto in casa vostra, e al trigono disegnato con Marte nel costante Toro. Avete tutte le carte in regola, quindi se questo è quello che volete, il vostro obiettivo, andate dritti, sorpassate i vostri sfidanti e andate a vincere. Acquario, per merito del parsimonioso sestile lunare con Saturno, avete risparmiato qualcosa da investire, magari in un bel viaggio oppure in un elettrodomestico. Beh, servono anche questi. Anche se all'inizio l'entusiasmo non è reciproco, ascoltate bene, non è detto che con il tempo non nasca una bella intesa. Provateci. E chiudiamo con i nostri pesci, i nostri amici, non ci dimentichiamo di voi. La quadratura della luna a Nettuno non vi ha permesso stamattina di trovare la giusta condizione, vi rifarete però con il passaggio del satellite in Capricorno. Ora che avete capito l'errore potrete correggerlo in un battibaleno e soprattutto in futuro evitatelo. Ed erano queste quindi le novità e i consigli delle nostre stelle. Noi ci salutiamo per il momento, ma ritorniamo domani mattina ancora con tutte le novità. Vi aspettiamo con l'oroscopo. A tutti una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0